Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 9 novembre, andremo a Mortegliano, però prima di partire leggiamo insieme le inchieste pubblicate dal settimanale questa settimana. Allora, si parla di violenza sulle donne. Il fenomeno della violenza domestica in regione non pare conoscere sosta, ma le vittime cominciano a chiedere aiuto per salvarsi e ricominciare una nuova vita. All'interno anche focus sugli appalti, fermi perché i soldi ci sono, ma non ci sono gli ok da parte dei comuni, che sono bloccati, e questo chiaramente a catena causa la crisi di diverse aziende. E poi hospice a San Vito al Tagliamento, arrivano i rinforzi, ma arrivano dal Veneto, in questo caso arriva un nuovo oncologo il prossimo anno, però i medici scarseggiano ed è emergenza. Allora, vi dicevo, andiamo a vedere le parti più importanti di questa inchiesta dedicata alla violenza domestica. Le vittime dicono basta. I dati del fenomeno restano preoccupanti anche in regione, ma qualche segnale di speranza c'è, perché le donne sono più consapevoli e cercano di interrompere prima le relazioni malate. Vi do qualche numero per rendere l'idea di quello che è il fenomeno. Il 94% degli abusi sono psicologici, con l'intento di umiliare e isolare la vittima. Il 63,5% dei maltrattamenti è compiuto da mariti, compagni e fidanzati, mentre il 50% delle donne separate o divorziate hanno subito maltrattamenti. Spazio e obiettivi puntati anche sul dramma silenzioso dei bambini che ci guardano. Chi sono? Naturalmente sono i bambini minori, che spesso possono essere esposti alla violenza domestica, assistendo in modo diretto a appunto litigi, in questo caso molto violenti, tra i genitori, e qui si parla dei traumi che ne possono derivare. Nelle due pagine successive abbiamo fatto il punto con Massimiliano Ortolan, dirigente della squadra mobile di Udine, e abbiamo anche tirato un po' le file di questa inchiesta. Sono 138 gli ammonimenti per stalking emessi dal questore di Udine nell'arco di meno di 10 anni, e sono 18 i provvedimenti per violenza domestica emessi sempre dal questore negli ultimi 4 anni, quindi insomma abbiamo numeri importanti. Si parla di stalking, si parla di violenza domestica e di donne che decidono di denunciare. In questo caso Ortolan dice: una volta ricevuto il richiamo dal questore, chi insiste rischia l'arresto e il processo, ma la stragrande maggioranza capisce l'antifona e quindi insomma smette. E poi chi c'è sul campo? Beh, insomma, ci sono diversi servizi. Uno di questi è Zero Tolerance, che qui viene raccontato in cifre. Zero Tolerance è un servizio contro la violenza sulle donne attivo a Udine, e qui ci sono anche riferimenti per contattarlo, e un numero su tutti ve lo voglio dire, è il numero verde, che è 800 53 1135, a cui ci si può rivolgere. Parliamo invece di appalti, cambiamo completamente argomento. Si parla di appalti bloccati. Allora, il titolo è eloquente: i soldi ci sono, ma manca chi li spende. Andiamo un attimo ad approfondire. Secondo i dati diffusi dalla regione, sono almeno 400 milioni di euro bloccati, che ancora attendono di essere spesi, mettendo a dura prova il comparto edile. Allora, in questo caso si parla di comuni con le mani legate, quindi municipi sguarniti, burocrazia sempre più complicata, e comuni con le mani legate che non possono quindi spendere, e conseguentemente abbiamo anche l'altra faccia della medaglia, quella degli imprenditori che si ritrovano senza lavoro a causa dei troppi ritardi, anche chiaramente nei pagamenti, e quindi l'intero settore va in crisi. Focus sul commercio per quanto riguarda il territorio di Udine. Non bastano i singoli eventi per uscire dalla crisi del centro storico. Per il consigliere Antonio Falcone servono idee condivise, e qui abbiamo anche un focus che interessa in questo fine settimana, perché ci sono gli shopping days a Udine, ma soprattutto si parla anche del mercatino di Natale, che sono insomma due delle iniziative dedicate agli acquisti e che ci introducono nel periodo natalizio, e che servono o comunque nascono con l'intento anche di rilanciare proprio il commercio cittadino.
Passiamo alla cultura, se la finzione è anche creazione. Si parla di Maravè Fiction, arriva l'appuntamento centrale che da venerdì 16 nelle sale del castello di Sousans porta pitture, foto, sculture e performance per abbattere i muri tra possibile e impossibile e creare mondi più veri del vero. Ce ne parla Andrea Ioime e qui vedete anche un assaggio fotografico. Naturalmente all'interno del settimanale abbiamo anche i nostri reportage fotografici, in questo caso Alessandro Di Giusto ci porta in Belgio sulle orme dei nostri emigranti. A Bruxelles pare vivere tutte le contraddizioni che scuotono alle fondamenta il vecchio continente. Il centro storico semi-abbandonato di Charleroi è l'eredità della deindustrializzazione repentina avuta a fine anni 70. E poi la pagina degli spettacoli, quando il jazz incontra la scienza. Si fa per dire, è il titolo della serata benefica sabato 17 novembre al Giovanni da Udine, organizzata dal pianista Mauro Costantini con la sua band Organ Madness e l'esperto di nanotecnologie Mauro Ferrari. Qui appunto il progetto che sostiene bambini con bisogni comunicativi complessi e l'iniziativa appunto benefica. E poi il musical, sapete che ne abbiamo parlato diverse volte, piacciono ancora molto e sempre di più, anzi i musical, e Flashdance arriva al Palasport Carnera per conquistare la platea di pubblico. All'interno del settimanale anche naturalmente tutti gli appuntamenti previsti in regione tra arte, cultura, spettacoli, musica e quant'altro, e naturalmente il palinsesto di Telefriuli nonché le nostre pagine sportive. In allegato con il numero in edicola oggi anche il mensile economico Business che dedica la copertina a Gilberto Luigi Petraz. Reinventiamoci, questo il titolo. Nella sua vita ha posto sotto tutela migliaia di innovazioni difendendo l'interesse delle aziende friulane nel mondo, però il più importante brevetto deve essere ancora registrato e riguarda il Friuli. Pronti, attenti via, adesso con Tiziano Campigotto ci spostiamo a Mortegliano e andiamo a conoscere una nuova edicola. Siamo tornati a Mortegliano nell'edicola di Giovanni Geron che è un'edicola bar, dicevamo un'edicola molto fornita con tanti gadget, insomma si vuole giustamente anche conquistare il cliente da 0-99 anni. Vi ringrazio innanzitutto di essere venuti anche quest'anno. Per quanto riguarda l'edicola, nel segno di tutte quante le possibilità che vuole offrire, è un punto di incontro anche per tutta una serie di persone che vengono per scambiare un'idea, scambiare una chiacchiera su quelle che sono le problematiche, su quelle che sono l'interesse del giorno, tutte queste comunicazioni. Per quanto riguarda i giornali, oggi ci sono delle difficoltà, io lo vedo, lo sento anche sul vivere solo di edicola pura, perciò bisogna tenere la possibilità di avere la vendita di tante altre cose che fanno la possibilità di andare avanti. L'esigenza delle persone locali deve avere la possibilità di trovare il servizio delle ricariche, il servizio di tantissime altre cose, la possibilità di acquistare il tutto senza doversi recare a distanza di chilometri. Con lei lavora insomma qua suo nipote se non sbaglio, però c'è ancora la mamma che poi casomai sentiremo come la scorsa volta, quindi insomma è un'impresa familiare. Sì, è un'impresa familiare, abbiamo io e mio nipote, c'è ancora la mamma che dà insomma, se non altro con il suo occhio sapiente, la possibilità ci ha dato la possibilità di poter andare avanti negli anni, e abbiamo anche delle bravissime collaboratori, hanno la volontà di poter proseguire in quelle che sono delle attività che effettivamente sono difficili oggi da poter mantenere e da poter andare avanti. In mano ho un diploma molto molto speciale conferito dalla Federazione Italiana Tabaccai di Roma alla signora Ida Brotto, anche conosciuta soprattutto come acquatrice, che è qui al mio fianco, ed è stato assegnato a questa signora per la rivendita numero 6 di Mortegliano. Ha lavorato tanti anni qui dentro. Sempre che fione. E ha aiutato poi anche Giovanni a realizzare questo. Lui sono mio sgranchi, ha fatto besoi, ma fa spartire, abbiamo lavorato, che chiesa qui. E le manca il lavoro? Lavorarsi anche mo'? Io lavorerei anche mo', ma io ho 2 mani d'oro, allora poi faccio che vuoi. Non è che sono obbligata a fare.
E fa se vuole fa, se no e può anche stare tranquilla. Io sai ricamare, io sai a lavorare, io sai a così, io sai lavorare con la macchina, io sai fare tutto. Bravissima. Di queste femmine di una volta. Ecco, donne di una volta che però appunto sono anche state premiate per tanti anni di passione e lavoro e aver realizzato anche questa attività, messa in piedi questa attività. Daniel, tu sei il nipote di Giovanni e anche tu insomma lavori, avevamo già parlato anche l'anno scorso, no? Qui insomma in questa attività che ti consente di essere a contatto col pubblico e diciamo qual è il punto di forza di questo lavoro? Ma il fatto di conoscere comunque tanta gente, di scambiare comunque tante opinioni, a volte positive, a volte negative. Comunque sì, è bello anche per quello, ecco. Cioè, stare con la gente ti porta veramente anche nel comune, insomma, tra le persone, insomma, è bello, ecco. Tra i clienti dell'edicola anche un gelataio che ha una storia molto molto curiosa. Allora, innanzitutto Paolo Brustolon, giusto? E qua vedete alle mie spalle un'insegna storica, si può partire anche da lì, insomma. La storia inizierebbe prima dell'insegna, perché la storia inizierebbe dal zio e dal nonno, dei due fratelli e il nonno, che hanno iniziato la loro attività a Cremona con frutta e verdura e poi hanno aperto la gelateria. Dopo il papà, dopo la prima guerra mondiale, con i suoi fratelli si sono trasferiti in Olanda e in Germania, insomma una storia centenaria, diciamo, della Val di Zoldo e della tradizione del gelato. Che poi questa tradizione si è perpetuata dal nonno, zio, lei adesso anche una figlia mi pare, insomma, quindi... Sì, una figlia e il figlio che quest'anno è andato a fare un'esperienza all'estero, sempre nell'ambito del gelato. E Val di Zoldo adesso che insomma è stata danneggiata, no? Dal maltempo, colpita come molte altre zone, eccetera. È stata colpita come quasi tutto l'arco dolomitico nel nord-est e un bel aiuto sarebbe in Carnia, in Zoldo, in Cortina, Agordo, se la gente va su a farsi 2 o 3 giorni di vacanza per far sì che l'economia riparta in tutte queste zone colpite. Edicola Friuli finisce qui, anche per oggi è stata una bella giornata di chiacchiere, abbiamo trovato tanta gente interessante, grazie per averci nuovamente ospitati nel vostro locale, speriamo di rivederci la prossima edizione. Ma noi vi ringraziamo innanzitutto per essere ritornati, speriamo che questo si possa riverificare, un saluto a tutti quanti e veniteci a trovare. Grazie. Daniel, anche a te un saluto. Grazie a tutti, grazie a voi di essere venuti e alla prossima. Allora, Edicola Friuli torna venerdì prossimo, sempre alla scoperta di un'altra edicola, appuntamento sempre qui su Telefriuli alle 18:40. Ciao!